Eccoci, bentornati sul nostro canale Viaggiatori della Conoscenza. Diamo il benvenuto ai nostri amici, ai nostri follower. E oggi il nostro Flavio parlerà di una runa che si chiama Vungio. Prima di farlo entrare, partirà la sigla in modo da darvi il tempo per mettere un mi piace, un'iscrizione al canale e attivare la campanella per essere aggiornati su ogni puntata. Via la sigla. Buongiorno Flavio, ben trovato. Come stai? Benissimo, benissimo. Bene, in questa seconda puntata del 2026 che si preannuncia come l'anno della rigenerazione, vista la puntata precedente, della runa precedente, e come anticipavi anche la runa di cui ci parlerai oggi segue più o meno anche quel filone, per cui siamo molto curiosi, io in particolare, di sentire che cosa ci racconti su questa runa. Questa runa che adesso aggiungo direttamente al palco, così almeno è già comprensibile, eccola qua. Di nuovo si tratta di una runa a doppio senso di marcia, per cui è una runa che propone la scelta di mettere in atto il libero arbitrio, quindi verranno proposte due possibilità, due alternative in ogni caso. Questa simpatica runa parte dal mondo Niflheim e va al mondo degli Elfi Chiari. Il mondo Nifl, vi ricordo, è il mondo delle paure. Ne avevamo parlato nella prima puntata, chi non l'avesse vista può tornare perché tanto è residente sul nostro canale YouTube. E si tratta di un mondo dove l'atmosfera è scura, nebbiosa, avvolgente, per cui in grado di nascondere tutto ciò che si può temere come paure personali o addirittura come paure collettive. Quindi è un mondo non dell'oscurità nel senso di un inferno, ma un mondo di ciò che può incutere timore e quindi dei pericoli invisibili. Questo mondo viene, e ne approfitto per segnalarlo, spesso combattuto dall'essere umano in generale con un aggrapparsi addirittura ostinato e irriducibile alla razionalità. Cercando di razionalizzare tutto, è come se si esorcizzassero le paure e si facesse finta che non esistono, perché la razionalità dice che non c'è, quindi mi rifugio in quest'ambito. Ma il problema della razionalità è che riguarda soltanto due livelli dell'essere umano, perché è legata al concetto di fisica classica newtoniana, per cui quella con le unità di misura dello spazio, del tempo, eccetera, eccetera, quando invece cominciamo a spostarci nel mondo delle emozioni e ancora di più nel mondo della coscienza, lì i soggetti sono simbolici e quindi si perde parzialmente il concetto del tempo già a livello di sentimenti e peggio ancora si annulla completamente questo concetto quando ci si affaccia al mondo della coscienza. Quindi è chiaro che la razionalità combatterebbe le paure ai livelli più corporei, ma gli stati d'animo Non li può non è no, è praticamente lo struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia, ma in realtà tutto il resto del corpo è fuori, quindi non abbiamo ottenuto un grandissimo vantaggio. Per cui questa runa che è Vungio e che scarica dell'energia dal mondo delle paure, la porta verso il mondo degli elfi chiari, per cui quella dell'etica, della obbedienza ai concetti più puri, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che le paure vengono esorcizzate non tanto dalla razionalità quanto dalla propria morale personale. Quindi se ho deciso una cosa, la mantengo in ogni caso. Il sottotitolo della runa
è le relazioni. Quindi di nuovo siamo posti di fronte non a un'identità, ma a una società. C'è qualcun altro intorno a noi. E questo qui è un tema ricorrente delle rune a doppio senso di marcia, le rune eterne, mentre invece le rune a senso unico e quelle addirittura a senso contrario sono una sfida con noi stessi. Queste rune a doppia direzione, quelle della scelta, coinvolgono sempre qualcun altro, come è successo nella puntata precedente. Sì, infatti, scusami Flavio se ti interrompo, vorrei fare una correzione perché prima ho parlato della continuità nella rigenerazione, in realtà volevo dire che è una continuità nella scelta, nelle decisioni che devono essere prese, giusto? Quindi era questo il senso, cioè quindi il 2026 è l'anno delle scelte che ci chiamano quotidianamente, corretto? Certo, certo, certo. Beh, benissimo, la precisazione va perfettamente a pennello perché chiarisce ulteriormente le idee, quindi hai fatto bene a precisare. Dunque, che cosa provoca questa runa? Questa runa conduce verso la presa di visione del fatto che l'esistenza propone il raggiungimento della gioia e della perfezione, però valutando correttamente dolore e sofferenza, per cui la gioia è contrappesata dal Certo. dolore e la sofferenza è il contrappeso della perfezione interiore. Quindi c'è sicuramente da cercare un equilibrio tra questi soggetti, sì, anzi tra questi elementi. Mentre invece ciò che la runa può portare, di nuovo è una scelta, una delle due scelte potrebbe essere condizionata da un soggetto ingannevole che potrebbe richiedere una sorta di sottomissione. Quindi Mm. non c'è la parità, ma è proprio un personaggio che tende a schiacciarti, sempre ovviamente con delle promesse che possono essere allettanti, che può renderti in ogni caso sottomesso al suo volere e quindi portarti fuori da quella correttezza personale perché si seguono le indicazioni di qualcun altro. Per cui il soggetto che percorre questa strada otterrà il successo personale onorando il concetto di lealtà, e parlando di lealtà nei confronti degli altri, ma anche nei confronti di se stessi, e abbandonando la convinzione di essere invincibile, quindi non si viaggia da soli, ma si viaggia in collaborazione, ma senza assolutamente sottomettersi, ma cercando la collaborazione esterna, ma non l'appoggio esterno, per cui non cerchiamo un bastone o una stampella o qualcuno che ci possa avvolgere nel proprio mantello, perché quando siamo nel mantello ormai siamo in proprietà di qualcun altro e quindi Sì. perdiamo la nostra identità. E come avevo già precedentemente nella puntata della settimana scorsa anticipato, il soggetto al quale rivolgersi è Freya, che è la sorella del Freyr della volta precedente, e quindi anche essa è, togliamo questo cosa, così almeno compariamo un po' anche noi, altrimenti sembra che non esistiamo, sembriamo delle voci fuori campo. Sì. Freya è la sorella di Freyr, è di nuovo una divinità precedente, per cui una divinità della natura che è stata innalzata a livello di asi e quindi gestisce termini legati all'abbondanza naturale e nel caso specifico più che l'abbondanza in termini di materia è un'abbondanza in termini di sentimenti. L'aspetto femminile, cioè adesso Certo. scusate l'affermazione forse troppo scontata, però mentre il fratellino badava alle cose concrete, qui si bada di più ai sentimenti. C'è un lato un pochino pericoloso perché in realtà una delle occupazioni di Freya, che era definita come mutaforma, per cui in grado
di assumere forme differenti a seconda della sua volontà. Una di queste sue forme, che veniva chiamata Valfreia, la univa alle Valchirie, e per cui era un soggetto che sui campi di battaglia o sui campi dove c'erano dei caduti, dei defunti da raccogliere, passava e faceva la scelta, e addirittura sembra dalla mitologia nordica che pretendesse, quando era presente insieme alle Valchirie, persino la metà dei defunti che voleva accogliere nel suo piccolo mondo degli scomparsi, che non era un inferno, probabilmente li sceglieva anche in modo abbastanza positivo, però si trovava lì a contatto con la morte. I suoi personaggi favoriti sono, questo è non l'ho fatto con le altre divinità, ma una cosa che mi sembra simpatica, Freya favorisce i soldati, e vabbè, qui nella mitologia norrena c'era sempre una storia di eroismo sul campo di battaglia, quindi i soldati erano prediletti, veterani, quindi gli ex soldati che addirittura avevano avuto il vantaggio di non lasciarci la pelle sul campo di battaglia, i gioiellieri, e di nuovo con il legame già annunciato per via del fratello di Freyr, veggenti, sciamani e professionisti delle arti magiche. Quindi se di là c'era una veggenza da parte di Freyr, il maschile, a livello più oggettivo, qui invece c'è una percezione che è più soggettiva e più lanciata verso la capacità di prevedere delle cose. L'elemento è piuttosto simpatico perché quando ci troviamo nei confronti della scelta che verrà proposta dalla runa, ecco, di nuovo abbiamo un bonus, la capacità di percepire a livello di stati d'animo e di sentimenti. E questo sarebbe un dono. Sì, questo sarebbe una piccola assicurazione sulla vita per fare la scelta corretta. Non avevo detto la frase, e per cui l'invocazione a Freya prevede di recitare: molteplici saranno le glorie se percorrerò il cammino fino in fondo. Quindi di nuovo c'è un messaggio decisamente positivo, che però richiede un impegno. E qui parliamo di gloria, non parliamo di fortuna o di beni, e siamo ancora a livello di soddisfazione personale, quindi nella sfera dei sentimenti. Quando esaminiamo i vari livelli, allora fisicamente può permettere di riconoscere una causa esteriore di eventuali malesseri, per cui, che ne so, c'è un disturbo continuo e uno si accorge improvvisamente di avere ceduto con un alimento o con un'attività che poteva mettere a dura prova una componente fisica, per cui poterla riconoscere. Qui la veggenza si sviluppa in termini di riconoscere qualcosa di molto pratico e materiale, che però si riflette anche sul benessere a livelli più sottili. Etericamente, per cui a livello di energia vitale, può concretizzarsi nel riconoscimento di un periodo di sforzi che sono stati posti in una direzione errata, quindi si è fatta tanta fatica ma non era quella la strada. Il riconoscimento permette di ripensarci, di tornare indietro. A livello di emozioni ci si potrebbe trovare di fronte a dei dubbi che propongono un contraddittorio interno che condurrà a un'autovalutazione più accurata di quello che siamo, e in termini invece di coscienza, per cui di spiritualità, potrebbe rimettere in discussione alcune convinzioni
forse anche vecchie convinzioni, più che altro ereditate, mantenute. Di nuovo qui siamo all'inizio dell'anno, per cui è il momento di ricominciare i piccoli propositi che si attuano in termini di cambiamento potrebbero essere messi a fuoco in modo particolarmente chiaro con questa runa. Mi è piaciuto molto il discorso della valutazione delle relazioni, quindi di riuscire a capire, cioè l'importanza di capire la validità o meno di una relazione, quindi di volersi avere un appoggio, di potersi appoggiare, ma in senso non appoggiare, di potersi confrontare con un'altra persona o con altre persone, senza però delegare ad esse le nostre scelte. Quindi questo è molto bello. Infatti, quando parlavi fisicamente degli effetti fisici, no? Che permette di individuare le reali cause di questi malesseri, uno potrebbe anche rendersi conto che è un malessere causato da una relazione o da un incontro con una persona non particolarmente positiva, anche a livello fisico. Certo, certo, assolutamente sì, anche perché adesso non mi ricordo se abbiamo parlato in qualche puntata dei vampiri energetici, casomai lo rimanderemo a un'altra occasione, però quei soggetti che ti avvolgono nel loro mantello e che con promesse propongono delle strade facili da percorrere, poi in realtà qualcosa in cambio vogliono molto in cambio. Non sono propriamente dei vampiri energetici, ma addirittura è una specie di mini possessione, quindi di schiavitù. E effettivamente nei livelli, quelli che legati alle emozioni, agli stati d'animo, ci possono essere dei meccanismi che vengono riproposti perché magari li avevamo proposti con altre persone conosciute in passato, che poi riconosciamo un pezzo in una nuova conoscenza di quello che c'era e rimettiamo in atto lo stesso spettacolo teatrale, ma in realtà andrebbe modificato, non Esatto, andrebbe ricostruito ex novo, e bravo. tanto più per i comportamenti nostri. Prego, prego. Ritorniamo al discorso delle scelte, cioè che ad ogni incontro, ad ogni situazione bisogna fare una scelta che senza la memoria di scelte passate, perché ogni situazione ha una sua dinamica diversa ogni volta, quindi non si può andare con la memoria. Questo è molto bello. Certo, certo, non ci si può legare a quello. La memoria serve perché costituisce una base di esperienza dalla quale dobbiamo trarre insegnamenti, però non siamo dentro nella memoria, cioè non siamo dentro nel nostro diario e non cambia mai nulla, cioè diventa il giorno della marmotta, non se ne viene fuori. E un'altra debolezza dell'essere umano in generale, mettiamo dentro anche noi, è quella di pensare che sia sempre colpa di qualcun altro. In realtà dobbiamo considerare sempre i concorsi di colpa, e uno dei concorsi di colpa potrebbe essere proprio trattare una persona secondo uno schema che ci eravamo creati in precedenza, senza adattare questo schema all'effettiva personalità di chi abbiamo di fronte. No? Quindi cambiamento, rivalutazione, e poi ci sarà qualche cosa da correggere che considereremo non particolarmente benefico nei nostri confronti, ma altri aspetti che invece non hanno nulla di nefasto e quindi li possiamo accogliere a braccia aperte. Quindi questa runa delle relazioni, anche se parla di un cammino intrapreso senza ripensamenti,
Ecco, ripensamenti è fermarsi e tornare indietro, rivalutazione è un'altra cosa. Certo. Quindi il ripensamento facciamolo sulle valutazioni, ma non come i capricci dei bambini, dammi indietro i miei giocattoli e io torno a casa mia, con te non ci gioco più. Questo andrebbe un attimo superato e in effetti fa parte del percorso evolutivo. E la seconda parte invece, eccola qua, sempre della stessa runa, è invece la discesa di una componente energetica dal mondo degli elfi, quindi Sì. quella correttezza, quella coerenza e anche quell'obbedienza. Ricordo, l'ho già detto, ma è sempre meglio non dimenticarlo, gli elfi non si fanno commuovere, le regole non vengono assolutamente turbate da valutazioni così, ma sì, va in fondo, la regola è regola, quindi essendo degli esecutori e come tu li avevi già definiti in precedenza, dei soldati, il soldato in realtà una volta che ha accettato le regole che arrivano dall'alto, e ricordo che dell'etica militare c'è la possibilità di ammutinamento, quindi se il viene riconosciuto come incapace perché è andato fuori di testa, tutti quanti si possono accordare e ribellare, quindi non è un vincolo assolutamente rigido dal quale non si possa uscire, però generalmente gli elfi credono alle regole che arrivano dalla divinità e propongono queste regole tutto il loro campo di attività e interesse. Queste regole vanno a trasportare parte di questa energia particolarmente etica e corretta nel mondo delle ombre. Quindi non è che facciano luce in modo tale da far scomparire queste ombre, però pongono un rigore nel confronto delle ombre e delle paure e quindi portano una capacità di guardare il nemico negli occhi, se è immaginario ce lo siamo inventati e se non è immaginario ci confronteremo. Non è detto che ci dobbiamo scontrare a tutti i costi, però perlomeno si riesce a valutare la veridicità di un'eventuale paura oppure se questa paura deriva da una convinzione che non ha un vero e proprio fondamento. E qui torna di nuovo alla luce quel concetto dei personaggi che venivano particolarmente stimati da Freya, che erano veggenti, profeti, eccetera, 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 sciamani, tutti coloro i quali hanno quella marcia in più in termini di visione. Nel caso specifico il percorso è sempre molto simile al precedente, le proposte in questo caso sono un po' più di riconoscimento delle paure piuttosto che di sfida delle paure, però grosso modo non ci sono delle grandi differenze. La frase l'avevo detta, sì, molteplici saranno le glorie se percorrerò il cammino fino in fondo, e per arrivare a una conclusione vorrei di nuovo ricordare che tutto questo non è magia, tutto questo è autoanalisi, è una Sì. spinta alla ricerca di conoscere meglio se stessi. E per conoscere se stessi è necessario porci di fronte a qualche cosa che ci possa far valutare la coerenza tra quello che crediamo di essere e quello che siamo in grado di fare. A dimostrazione pratica. E Eh poi il sì. mondo, come dicevamo, il fatto, come dicevamo prima, risponderà facendoci capire se abbiamo imparato la lezione o se dobbiamo tornare a settembre per recuperare una materia che dove la sufficienza non l'avevamo ottenuta. Ah, Tocca a te, caro Gianluca. l'aspetto di prendere coscienza, di fare luce in un certo senso sulle nostre paure, che è un passo di grande crescita,
riuscire a vedere le paure anche da un punto di vista diverso, non essere coinvolti, e questo poi permette di evolvere, quindi di rovesciare la paura in un elemento positivo, perché comunque le paure, secondo me, nascondono le nostre virtù migliori, in un certo senso. Questo passaggio, secondo me, è bellissimo, è molto bello e fa parte della crescita, della ricerca interiore, dell'evoluzione, perché se uno vede le paure sempre nello stesso modo, le subisce, non c'è possibilità non dico di affrontarle, ma di analizzarle, perché se le subisci non riesci a vederle. Le percepisci, le soffri e basta. E quindi è molto bello questo passaggio che hai evidenziato prima, veramente. Tra l'altro, con il tuo commento mi viene in mente anche un altro piccolo particolare. La paura ha il suo senso perché è quell'elemento che permette all'istinto di conservazione di non cadere in rischi eccessivi. E quindi la paura serve. Però la paura serve a mantenerci al 90% delle possibilità, dove c'è ancora un margine di sicurezza che è più che sufficiente per non cadere in rischi effettivi. Certo che se la paura ti mantiene al 30%, ti sei giocato il 70% della tua esistenza in nulla. È un po' come fare l'assicurazione contro la caduta della neve in Kenya. Ho capito, potrebbe anche succedere se venisse la vendetta del Padre Eterno, no? Però voglio dire, non è che si può pagare l'assicurazione contro la neve in quel posto lì quando le probabilità sono pressoché nulle. E Certo. quindi la paura serve per l'istinto, ma gli istinti sono legati all'energia vitale, non sono legati ai sentimenti. Stiamo parlando del secondo livello, per cui stiamo parlando dell'eterico. L'istinto di conservazione e quello di riproduzione sono legati al mantenimento della vita, ma poi c'è qualcosetta in più. Cioè, e quindi non è che può essere lui che detta le regole di tutto quanto. E Certo. le paure servono, ma devono avere giustamente la proporzione corretta, perché se uno pensa che nella foresta ci sia un grizzly e poi in realtà è uno scoiattolo, cioè diamoci anche una regolata, proviamo a vedere, no? Nel dubbio che si tratti di un grizzly ci manterremo a distanza, poi quando ci accorgiamo che in realtà stava soltanto mangiando delle noci, ridimensioniamo il tutto e manteniamoci a un livello più coerente con la nostra stessa personalità. È giusto associare, cioè mi viene questo pensiero, cioè la paura sana è quella che ci fa reagire a livello fisico, nel senso che in caso di pericolo ci fa scappare, ci fa evitare un incidente stradale perché ci permette di reagire. Mentre quella veramente che ci imbriglia è quella mentale, cioè è come avere una nuvola nera che ci paralizza, ecco, che ci paralizza e ci evita di prendere delle decisioni che sarebbero in realtà molto positive per noi. Bravo. E in effetti quella dimensione della paura, quella che va oltre la effettiva potenzialità di ciò che ci può spaventare, dipende dalla mancanza di presa di coscienza dell'esistenza del nostro lato ombra, che va riconosciuto, integrato, accettato e scelto addirittura come compagno dell'esistenza, perché fa parte di noi. E questo entra nel discorso evolutivo
degli eroi del quale abbiamo parlato e riparleremo ancora anche in futuro, magari in una chiave diversa, perché mi sono accorto che i filmati precedenti erano abbastanza complicati come spiegazione, come sono stati illustrati, però fa parte del percorso di crescita, quindi queste paure in realtà l'assicurazione ce l'abbiamo, la proiettiamo sul suolo, la portiamo sempre con noi, e far finta di... Chiaramente il lato ombra contiene anche cose che noi abbiamo attribuito, alle quali abbiamo attribuito un valore negativo e quindi le abbiamo nascoste nel lato ombra, ma in realtà sono cose che ci appartengono. Ma l'integrazione del lato ombra fa sì che effettivamente questa paura venga ridimensionata, perché sappiamo di avere un alleato. Comunque l'aspetto del lato ombra Perché secondo me qui sarà molto interessante magari sviscerarlo in altre occasioni, perché è molto interessante. La presa di coscienza del lato ombra è una cosa, è un passaggio veramente importante, sì. ne parleremo, magari lo affrontiamo proprio prendendo in esame il libro di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Come sempre Flavio, veramente è un piacere ascoltare le tue parole, perché sei veramente fonte di ispirazione, e quindi e anche ti ringrazio per la pazienza per le mie innumerevoli domande, che comunque spero siano utili anche a chi ci ascolta. Detto ciò, dopo questa filippica, facciamo i saluti e ci diamo appuntamento alla prossima settimana, e mandiamo un abbraccio a tutti e rinnoviamo la richiesta di iscrivere e di iscriversi al canale, e soprattutto fare domande, che a noi fa molto piacere. Anche così almeno non sono l'unico, non sarò l'unico a farle, ci saranno anche altre persone. Così Grazie così, per la pazienza e per l'ascolto. ciao. Un'iscrizione, un mi piace, una condivisione sostengono il canale.